Va ora in onda Casa Stipancic. E quei vis-à-vis? Con anche quell'altro. Ma cosa? Sei un altro? Sì. Non sei più i muli qua, vis-à-vis. No, c'è sempre Loredana e Gianquella. Sto altro? Sei il bevandera, che sei sempre in bar, là. Ah, Stelio. Hola, eccoci. Sì. Brian, come c'è? Ah, guarda, sta quasi per saltare, tanto contento che sei. Ah, sì, gli credo. E qua con gli nonni gli batte bene. Ah, beh, tu sai, sì. Ciano. Dimmi, Dopo tu mi potresti andare un salto in... in dove? sì, in Pampulirei. Oh, porca, ma cosa? In lavanderia? Ma no, cosa mai? Ma Marisa, scusa. Dimmi. Puoi venire un salto di là? Sì, Ciano, arrivo. Eccomi, dimmi. Scusa, ma dove cavolo devo andare? Non mica capì, In panetteria. Me l'ho dimenticata stamattina. Ah, in panetteria? Sì. Ma come ti ha detto in lingua? In pan pulirei. Ma scusa, non si dice dal pecco? Sì, ma questo è un altro modo. Ma come sarebbe sto pulirei? Perché se panetteria, panetteria se in triestino, in italiano si dice pulirei. Ah, ma mi pensavo panetterei. Ma no, Ciano, cosa te vuoi sapere più di me? Ah, no, ti scherzi? Ti ha fatto scuole. Dai, torniamo di là che sei piccio che aspetta. Sì. Eccoci Brian, scusa sai? Sì, scusaci. Allora mi dicevi che avessi di andarti in pan pulirei, giusto? Ecco, sì, giusto. Che se mi arrivi a ciore un per di scoppiette... Scoppiette? Sì, e anche una bella strucchia. Una strucchia. Sì, Ciano, una struzza di pan. Ah. Struzza però se in triestino, non si può dire. Mentre in bar Aldo... Hai freddo, signor Stelio? No, guarda, stavo battendo brocche per fare un poco di movimento. Movimento, sì. Sì, è proprio quello, guarda. Ascolta Fabio, Gigi, Luca, Sempre Luca. ecco, sì. Ascolta, te me fa un altro sprizzetto. Un spritz? Sì, Sì, subito. Mi raccomando, non morbido, No morbido? No, anzi. Allora duro. Sì, da che porto? Faccio subito. Oh, bello, cliente. Buongiorno. Porca male, da dove viene fuori questa? Buongiorno. Ciao bello, Prego. bello mio, fai un Cosa vuole lei? fai un caffè. Ah, mi pensavo che voleva chissà cos'altro questo. Un caffè? Sì bello, E come faccio? Nero? sì bello, nero e forte. Forte. Certo, Faccio subito. Male, un caffè a sta ora, che non sia troppo tardi, e dopo non te dormi stanotte, Stella. no, io non devo dormire, non posso dormire stanotte. Orca, ma perché? Bon, lasciamo stare. Ecco pronto, caffè nero. Grazie bello. Prego. Ma ascolta, Stella, famo un brindisi, no? Ma un brindisi? Sì, Ok, bello. neanche mia madre non mi dice così tante volte bello. Bello blindisi. Bel giorno oggi, no? Oggi? Sì. Sì, bello. Tu bello. Orca, guarda che questa... Cosa fa tu stasera? Camare, stasera? Sì, bello. Non so, ma se te vuoi... Vieni di me, di mia zona. Che prova, non occorre che faccio niente a me. Divertiamo, bello. Sì, boh, ma ascolta, che non so neanche come si chiami, Stella. Come io chiamo? Sì. Kevin. Ma Kevin se nome di uomo. E intanto dall'altra parte... Sì, amore, sta tranquilla. No, non c'è nessun problema, ti vedrà.
Te sta tranquilla e dopo te vedrà che te starà bene tutto l'anno. Ma Gian Giulio, Dimmi, cosa sta facendo la Condina? è un training autogeno. Coi treni, cosa? Sta lavorando per convincerla a farla entrare nel trasportino. Ma, nel trasportino? Per cosa? Scusa, dove ha da portarla adesso? Gode portarla da un veterinario famoso che ho trovato. Orca, ma cosa sta male? No, ma se proprio per prevenire che non la staghi male. Ma scusa, ma in che senso? Cioè, come fa? Prima che ho trovato su internet che esiste il vaccino anti-influenzale. Ma sì, boh, ma questo è da anni ormai. Sì, ma anche per la nostra piccola. Ah, ma anche per i cani? Sì, ma è solo che non sei ancora famoso, Boh, e allora? Ma che ho trovato un veterinario specializzato, Ah. famoso, Eh. qua a Trieste, e che lo fa. Ma quindi te che fa fare la Dina sta roba? Sì, è una semplice iniezione. Porca, povera. Ma dopo la sarà sicura per tutto l'anno che non la ciaperà influenza. Cavolo, cioè, io non conosco sta roba, però forse che puoi fare anche effetti collaterali. Porca, svero, non avevo pensato. Adesso annullo tutto. Non voglio che la nostra piccia staghi male. Era Casa Stipancic. E quei vis-à-vis? E con anche quell'altro. Orca, e chi sei sto altro adesso? Ma se Stelio, e Bevandeglia. Oddio, ma viene qua dentro e ne contamina. Ma cosa mai? Lascialo là che sei in baretto lui.